La provincia di Belluno si è fermata questo pomeriggio e si è radunata nella chiesa parrocchiale a Cadola di Ponte nelle Alpi per il saluto, l'ultimo a Giovanni Viel. In centinaia da ogni angolo del bellunese e dalle terre alte, quelle stesse che Giovanni ha raccontato nelle gesta dei suoi amati campioni degli sci stretti. Lui anche con l'entusiasmo che aveva, il grande tifo che ha fatto, mi ha sempre seguito, che devo dire che appunto è stato un grande amico con me e purtroppo dispiace molto. Domenica, poche ore prima di lasciare la vita terrena, Giovanni raccoglieva fotografie destinate all'edizione 2024 del calendario del consorzio CIPA di Confindustria Belluno Dolomiti, di cui era direttore. L'aneddoto è stato raccontato dal celebrante che all'omelia ha dipinto un ritratto fedele della figura di Giovanni Viel. Quando vedeva sul volto degli atleti tutta la fatica, sentiva che erano al limite con il loro sforzo, con la possibilità che avevano di non farcela. Ebbene, non me ne vogliano i 5 re dolomitici se a fianco anche Giovanni a loro, anzi lo inserisco al primo posto nella lista come primo re dolomitico. Giovanni Viel è stato ricordato per aver esaltato le imprese degli olimpionici bellunesi con conoscenza approfondita ed erudizione. Lo slancio che aveva per i grandi era uguale a quello trasmesso ai giovani all'inizio della loro attività sportiva. Un grande amico, un grande appassionato di sport, ma appassionato un po' di tutto quello che faceva nella vita. Ci ha insegnato, che la tenacia, la forza di volontà, la voglia di raggiungere gli obiettivi è possibile e quindi cerchiamo anche tutta la gente che siamo qui oggi di seguire questi suoi grandi messaggi che ci ha lasciato. E la sua voce inconfondibile ci ha veramente accompagnato per tantissimi anni e per raccontare le gesta di tutti i campioni dello sport. Conosceva la montagna, ogni pezzo di questa meravigliosa provincia e quindi penso che ci mancherà tanto. Giovanni Viel lascia un vuoto incolmabile. Aveva un carattere senza fronzoli, intuiva se un progetto poteva passare da desiderio a realtà e si occupava personalmente di realizzarlo senza condizionali. Ciao Giovanni e grazie per tutto quello che hai fatto per noi.